Hai mai provato a giocare H4? Sicuramente te ne sarai pentito perché H4 è una mossa pessima. È molto meglio giocare E4, D4, oppure cavallo F3, oppure C4. Queste sono le quattro mosse principali considerate buone dalla teoria. H4 è molto cattiva, però se sei Magnus Carlsen, ex campione del mondo, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, puoi prenderti queste licenze. Di fatto vediamo una partita in cui Magnus Carlsen ha sconfitto un giocatore con 3094 punti elosuccess.com, un certo Dropstone DP, David Paravian. E ok, battere un giocatore così forte con H4 ha il suo perché. Ok, il nero qua ha giocato E5, quindi il nero ovviamente gioca un'apertura normale. C4, un inglese con H4 dove non si capisce se H4 è una perdita di tempo, un indebolimento della propria posizione. Entrambi i giocatori dovranno provare a dare un senso o no a H4. Il cavallo F6 per giocare D5, giocando così una sorta di siciliana aperta invertita, e 3 D5. C per D, cavallo per D5, ora Carlsen gioca cavallo F3 attaccando il pedone. Notare che spingere il pedone non è possibile, quantomeno non è consigliabile, per donna 4, la freccia è venuta storta, donna 4 scacco, con attacco doppio a re pedone, quindi qua il bianco guadagnerebbe un pedone con vantaggio schiacciante. Il nero quindi ha giocato cavallo C6, qua cavallo C3 la mossa di Carlsen. Questa è una siciliana a 4 cavalli con H4 come mossa in più, come mossa extra. Il nero prende, cavallo per C3, B per C3, e ora probabilmente il nero sbaglia. Qua il nero avrebbe dovuto giocare alfiere di 6 per poi arroccare corto giocando normale. Il nero gioca E4. Questa mossa va molto bene con il pedone in H2. Il bianco con il pedone in H2 dovrebbe giocare cavallo di 4, dopodiché c'è molta teoria, il cavallo va in E5, si gioca appunto questa posizione, il nero vuole giocare C5, questa posizione si gioca a colori invertiti appunto con il pedone in H2, ma qui con il pedone in H4 anziché cavallo di 4 il bianco gioca cavallo G5 e Carlsen è riuscito quindi a dare un senso a questo pedone. E ora il cavallo attacca E4, il cavallo crea pressione contro F7, il bianco sta già meglio. Il punto è che attaccare il cavallo implica la perdita del pedone in E4 e un vantaggio schiacciante del bianco. Alfiere F5 difendendo il pedone, si imbatte in donna B3 con attacco doppio contro B7 ed F7, tra l'altro l'attacco contro F7 sarebbe anche con matto e probabilmente qua quindi il bianco vincerebbe la partita. Sì, se cade F7 è finita. E il nero quindi ha giocato F5. F5 è un modo corretto per difendere E4, però indebolisce molte caselle intorno al re nero e poi il bianco gioca donna B3, Carlsen, e sta dando quindi sempre di più un senso del cavallo e se minaccia F7. L'attacco su F7 potrà consolidarsi su con alfiere C4, tra l'altro. Cavallo E5 è stata la mossa giocata dal nero. Il cavallo in E5 difende F7, impedisce alfiere C4 e nero si accinge a giocare H6. Eppure Carlsen ha vari modi per andare a stare meglio e Carlsen trova una delle possibili strade. La mossa più forte di tutte sembrava essere donna B5, scacco e attacco doppio. Si attacca il re e il cavallo. Se il cavallo torna indietro per esempio in D7 cade F5, cade un pedone, magari ne cade un altro, il bianco vince. Se il cavallo va in C6 il bianco, a parte ripetere, potrebbe giocare alfiere C4, tutti i suoi pezzi sono attivi, si minaccia alfiere F7 o ancora meglio cavallo F7 con doppio a donna e torre. Il bianco avrebbe un'iniziativa devastante. Comunque qua dopo cavallo E5 F4 va bene, si attacca il difensore di F7 e dopo ora e per F3 in passante è stata giocata. Che altro si può giocare? Che se il cavallo si sposta non so dove, in G4, matto. In caso di cavallo D3 potrebbe seguire alfiere per D3 e ora si minaccia matto, per esempio su per D3 matto. Su donna per D3 ora probabilmente il modo più forte di giocare non è tanto donna F7 quanto cavallo F7 che attacca la torre. Se cade la torre secca il bianco vince e su torre G8 può seguire cavallo E5, attacco simultaneo, no? Contro la donna e contro la torre. E qua poi alla lunga il bianco dovrebbe vincere. Prende G8, dovrebbe vincere.
Bellissima, no, questa posizione. Dopo F4 il nero ha giocato per F3 per ora D4, continuando l'attacco contro il cavallo. E il punto è che ora, se il cavallo si muove, segue il matto. Di nuovo. Qua il nero è in crisi e gioca H6, contrattaccando il cavallo in G5. Ora su D per E5 seguirebbe H per G5. Il nero sta bene perché la minaccia di matto scompare. Quindi Carlsen mette altra carne al fuoco, muove il cavallo e gioca cavallo E6 attaccando la donna nera. L'idea di Carlsen è che su alfiere per E6 seguirebbe donna per 6 scacco. Se nero para lo scacco con alfiere E7, il cavallo in E5 cade, il bianco ha un vantaggio di materiale decisivo. In caso di donna E7 si cambiano prima le donne, poi si cattura il cavallo con vantaggio materiale decisivo. Anche dopo F per G2 alfiere per G2, Carlsen ha un pezzo in più con una facile vittoria tecnica, soprattutto per lui. Dopo cavallo E6, donna D6 gioca il nero, il cavallo in presa ma lo ha anche il cavallo in E6 e ora il bianco prova a prendere più cose possibili. Ecco, a questo punto, se nero prende in F8 un pezzo in meno o peggio ancora perde anche la donna per l'infilata. Se torre per F8, D per E5 il bianco ha un pezzo in più e vince. Il nero deve provare a salvarsi e c'era un modo per salvarsi, ma il nero non lo trova. Il nero gioca a cavallo D3, l'idea era deviare l'alfiere per creare controgioco contro il re bianco creando un pedone passato in G2 che sembra pericolosissimo, ma questo controgioco non funziona. C'era un modo per salvarsi, il nero avrebbe potuto giocare F per G2. Il punto è che il nero sta minacciando di prendere in H1 promuovendo a donna, quindi su D per E5 il nero potrebbe minimo promuovere a donna, e su E per D6, ok, il nero già, cioè su D per E5, donna e per D6, il nero ha comunque più materiale, no? Può anche giocare, non so, torre per F8, ora è il nero colui che sta meglio, la qualità in più. E il bianco dovrebbe prendere in G2, e allora si seguirebbe cavallo di 3 scacco, e su re D2, ok, ora su una presa in F8 seguirebbe re per D3, il bianco e il re un po' esposto ma un pezzo in più, poi il re dopo potrà tornare al sicuro perché è molto ben protetto dai pedoni, ma seguirebbe cavallo per C1 intermedi attaccando la donna bianca e dopo una mossa non si può spostare il cavallo, dopo una mossa come torre per C1 il nero prende in F8 e ora la posizione è complessa, molto doppio taglio. Entrambi i re sono strani, però la partita sarebbe stata aperta a ogni risultato. Ogni risultato sarebbe stato possibile, qui una posizione molto complessa e poco chiara. Carlsen stava meglio prima, ma ora si era complicato la vita. F per G2 probabilmente avrebbe portato a un gioco confuso. Il nero si sbaglia e gioca a cavallo di 3, passa all'attacco, ma Carlsen prende il pezzo. Ora donna G3, approfittando della casella G3 indebolita da H4 la prima mossa, il re scappa F per G2. Ora la posizione sembra critica per il bianco, perché il bianco ha un pezzo, che è un pezzo perché il cavallo in F8 probabilmente cade. Ha un vantaggio di materiale, ma questo pedone sembra prossimo alla promozione. Torre G1 non si può permettere al pedone di catturare la torre promuovendo a donna, torre G1, donna F2. Ora sembra che la posizione sia pericolosa per il bianco perché il nero minaccia di prendere la torre e poi promuovere il pedone. Su mosse come torre 1 il nero potrebbe catturare il cavallo e poi promuovere o promuovere subito. La posizione sarebbe tutt'altro che chiara. Quindi, sì, perché qua per eliminare la donna bisognerebbe catturare, donna per G1, poi si cattura il cavallo e si vince. Anche donna per E1 seguita da G1, la presa in F8 non sarebbe male. Però Carlsen gioca meglio, gioca un'idea brillante. Questo pedone è troppo forte, deve essere fatto sparire. Donna B5, punto esclamativo. Si dà scacco, l'idea è che su re per F8 seguirebbe alfiere a 3 scacco. Ora il re deve spostarsi su una casa bianca. Dopodiché segue scacco. Il re deve spostarsi di nuovo. E ora l'attacco che era doppio, donna per G2. Il pedone in G2 è la principale minaccia caduta. Il punto è che se il nero vuole mantenere le donne, il nero prende matto. Se si cambiano le donne, ancora con un pezzo in più, Carlsen sicuramente vincerà, che è ciò che è avvenuto poi in partita. Di fatto qua, dopo lo scacco in B5, il nero prova C6, ma ahimè, il nero perde. Donna E5, re per F8, donna H2. La donna difende la torre, si minaccia G2, che cadrà alla prossima mossa. Il nero non ha scacchi validi, su donna F1 il bianco prende in F1 due volte e vince. Il nero gioca donna F3, alfiere 2, attaccando la donna, G2 quindi cadrà.
Donna E4 e ora donna per G2. Il bianco ha partita vinta. Tra l'altro si minaccia di cambiare le donne ed è difficile provare a mantenere la posizione complicata, neanche tanto, mantenendo le donne, perché si minaccia anche G7. Se la donna difende G7, alfiere A3, con l'idea di inchiodare la donna e deviarla, se donna per A3, cadono 3 punti di materiale, ma poi ne cadono 6 al nero. Donna per G7 scacco, cade tutto il materiale con scacco e il bianco vince la partita. Quindi qua, dopo donna per G2 il nero cambia le donne, donna per G2 torre per G2, ora però la posizione è catastrofica per il nero perché con un pezzo in più Carlsen vincerà. Alfiere 6 sviluppandosi, H5, questo pedone fissa tutta la struttura nera, se il pedone in G5 avanza c'è la presa in passante, F7 alfiere A3, alfiere fortissimo, potrebbe andare in case come sede 5, alfiere D5 torre G3, corretto alfiere D6, torre 4 alfiere F4 e il nero abbandona. Perché il nero abbandona? Perché il nero potrebbe provare ad avere un po' di attività, molto poca, non so, il nero si espande a 3, togliendo ogni obiettivo al nero, 3 difeso, non so, a 5. Ora il bianco inizia ad attivarsi, attacca a G7, su G5 come abbiamo già detto presa in passante, poi si passa a prendere altri pedoni e si vince. Su mosse come torre G8 alfiere E5 cade un pedone dopo l'altro, cade prima G7, poi dopo cadrà H6 e alla lunga il bianco o alla corta Carlsen vincerà la partita. Una partita secondo me molto interessante. Carlsen ha vinto giocando H4 alla mossa 1 ed è anche riuscito a dare un senso a questa mossa perché pedone in H4 ha supportato il cavallo per andare in G5, quindi una partita molto interessante da vedere, ma secondo me da non imitare perché i risultati possono essere anche un po' casuali e sicuramente H4 è una mossa subottimale. Ci vediamo presto con altri video, alla prossima!